Devono riaprire le case di riposo, visitatori e nuovi ospiti seguiranno un preciso protocollo sui decessi da coronavirus. Zaia d'accordo per la commissione d'inchiesta regionale. Prima udienza all'aula bunker del processo sulle infiltrazioni camorristiche a Eraclea nel Veneto orientale. 25 imputati hanno scelto il rito abbreviato, tra questi l'ex vice sindaco Teso. L'accusa del PD alla giunta Brugnaro, 2,5 milioni di fondi pubblici spesi per favorire gli attracchi dei lancioni, dovevano servire a studiare i flussi turistici in città. Non c'è virus che tenga, fino a 25 uomini entravano ogni giorno in una casa di appuntamenti scoperta dai carabinieri, ragazze cinesi ridotte in schiavitù, arrestata la gestrice. Cade da una scala durante una ristrutturazione a Vittorio Veneto, 47enne operaio moldavo residente a Pianiga, batte la testa e finisce in ospedale in prognosi riservata. Tra i primi musei in Italia riaprono le gallerie dell'Accademia, visite con la mascherina e a distanza di 2 metri nella Casa della Pittura Veneta, ultima tela arrivata alla Pala di Sant'Anna di Jacopo Bassano. Il team del presidente Barbera è al lavoro al Lido per continuare la selezione dei film in concorso, un segnale forte della Biennale in vista della 77esima mostra del cinema di settembre. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Allora partiamo anche questa sera dal report regionale sulla diffusione del contagio da coronavirus in Veneto, perché i nuovi casi sono solo 8. Quelli registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione, per un dato totale di 19.105 soggetti dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino odierno della regione aggiorna con altri 8 decessi, 2 negli ospedali. Il numero delle vittime è salito così a 1.886. Tutti i dati su contagi e malati in trattamento negli ospedali sono in calo. Nei normali reparti Covid sono ricoverati attualmente 454 pazienti, 26 meno di ieri, mentre nelle terapie intensive 38, meno 1, dei quali 27 già negativizzati. La notizia del giorno è che riaprono finalmente le case di riposo. La Regione ha reso note le modalità con le quali le strutture potranno sia accogliere nuovi ospiti che consentire le visite dei familiari. Un'altra linea guida importante, approvata, e quindi per noi è pronti via, è questione di ore, perché l'assessore Lanzarin ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Case di riposo, strutture per disabili, centri diurni per anziani non autosufficienti, centri di salute mentale o di cura delle dipendenze, in una parola strutture residenziali extraospedaliere. Anche per loro si entra nella fase 2, una riapertura fortemente attesa non solo dai parenti di chi ospitano, il lockdown risale all'8 marzo, ma anche per l'ingresso di nuovi ospiti o le loro riammissioni. Ormai abbiamo, poche realtà con ancora focolaio interno e vogliamo andare verso la pulizia totale. Ovvio che chi ha ancora dei focolai, immagino che l'ultima roba che possa fare è quello di aprire e far entrare qualcuno finché la situazione non si sarà stabilizzata. Le linee guida per i nuovi ospiti prevedono un isolamento di 14 giorni preceduti e seguiti da un tampone. Per i visitatori, controllo della temperatura, compilazione di un questionario sugli ultimi 14 giorni e ingressi scaglionati su prenotazione e ad orario limitato. Chiediamo che, se possibile, gli incontri vengano fatti all'aperto, se possibile chiaramente compatibilmente con le condizioni degli ospiti e dei pazienti, oppure di individuare dei idonei locali separati, e prevediamo 2 modalità. Le modalità sono quelle dell'incontro tramite plexiglass vetro, oppure per avere incontri più riavvicinati con la visiera e la mascherina FP2 senza filtro. In Veneto ci sono circa 330 case di riposo con 30.000 ospiti e altrettanti operatori. Il 75% delle strutture non ha registrato contagi da Covid-19, ma laddove è entrato il coronavirus ha provocato più di 600 morti sui quasi 1.900 registrati in Veneto. Zaia condivide al proposito l'attivazione di una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale. Che non ci sia qualcuno che si permette di dire che ci sia una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Noi abbiamo io ho solo sollevato un tema, che è quello che la Commissione si mette in rete con le procure. Dal punto di vista economico, invece, il lockdown del coronavirus è costato al Veneto la perdita di 65.000 posti di lavoro. La Regione stanzierà a breve un fondo a favore delle imprese. Con soldi veri, risorse vere per le nostre imprese.
Non basta, ma aiuta, è sempre mezzo miliardo per una regione che è l'unica in Italia che non applica tasse. Lo so che voi lo sapete, ma io lo voglio ricordare ai veneti, che magari qualcuno si sia distratto. Noi non preleviamo da 10 anni nelle tasche dei veneti 1.179.000.000 di euro all'anno. E la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 1° di agosto, consentendo al tempo stesso, in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento di eventuali vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle svendite di fine stagione, quindi dal 1° di luglio. È un'ottima notizia, commenta il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin. L'estate può diventare un momento di svolta, soprattutto se il meteo ci sarà favorevole, mentre ci troviamo a un bivio: o rilanciamo il settore e il mercato con decisione o rischiamo di non farcela più. E c'è un'altra data, ma è un'ipotesi, quella dell'Election Day d'autunno, probabilmente a ridosso dell'autunno, il 20 settembre. La data arriva da una riunione tra il Premier Conte e i capi delegazione di maggioranza, il sottosegretario alla presidenza Fraccaro, la ministra dell'Interno Lamorgese e il ministro degli affari regionali Boccia. Stessa data quindi per le regionali, ma anche per le comunali, e il referendum sul taglio dei parlamentari. Il sottosegretario all'Interno Variati dice le date del 20 e 21 settembre per un possibile Election Day sono al momento l'ipotesi più probabile, ma non è stato ancora raggiunto un accordo con le regioni. Il Veneto, come più volte ribadito dal presidente Zaia, vorrebbe anticipare, a livello parlamentare però il centrodestra vorrebbe posticipare al 27 di settembre. Volontari in aiuto ai territori nella fase di progressivo ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria. Il sottosegretario veneziano alla presidenza del Consiglio Martella chiarisce il ruolo dei cosiddetti controllori civici. Se ci saranno solamente dei volontari, degli assistenti civici per aiutare i comuni nelle funzioni che possono essere quelle che possono svolgere normalmente senza dover assumere funzioni che non potrebbero assumere di controllo del territorio, a cui sono preposte invece le forze dell'ordine. Volontari in aiuto dei comuni al tempo del coronavirus, che non assumeranno certo funzioni a cui sono preposte le forze dell'ordine. Sull'eventuale utilizzo di controllori o assistenti civici si è sviluppato un acceso dibattito sul quale fa chiarezza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Andrea Martella. Se la funzione è quella di regolare l'accesso in un parco, di aiutare i parroci nell'accesso alle funzioni religiose, io credo che si possa organizzare, non ci sia nulla di male, come ci sono assistenti che aiutano anziani, che aiutano gli anziani, i bambini all'uscita delle scuole. Il governo è impegnato nel delicato compito di garantire la ripresa delle attività economiche e della socialità nella piena sicurezza sanitaria. Da questo punto di vista, i parametri fissati dal Ministero della Salute permettono di verificare i dati provenienti dalle singole regioni e, nel caso, intervenire sull'andamento della curva epidemica. La percezione che noi abbiamo è quella di tenere insieme un desiderio di ritorno alla vita normale e di riapertura delle attività economiche con un principio di responsabilità nei comportamenti individuali che eviti la possibilità di un'ulteriore diffusione del contagio. Si è aperto nell'aula bunker di Mestre il primo filone del processo legato a infiltrazioni camorristiche a Eraclea e nel Veneto orientale. A giudizio 25 imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Si tratta di manovali dell'organizzazione malavitosa, ma anche professionisti, tra cui un avvocato e l'ex vice sindaco di Eraclea, Graziano Teso, legati al presunto boss dei casalesi Luciano Donadio. L'imputazione è di concorso esterno in associazione mafiosa, mentre ai singoli sono contestati reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, riciclaggio, usura, armi e incendio doloso. Altri 45 imputati, tra cui l'ex sindaco di Eraclea Mirko Mestre, hanno scelto il dibattimento. La prima udienza per loro è fissata l'11 giugno. Alle fondamenta nuove il Comune spende 2,5 milioni di euro per gli approdi dei lancioni che in genere portano a Venezia i turisti mordi e fuggi. Invece di puntare al turismo di qualità, denuncia il Partito Democratico, si è favorito e finanziato quello peggiore.
Il Partito Democratico Veneziano l'aveva previsto già nel 2018. Alle fondamenta nuove erano destinati 10 dei 400 milioni del Patto per Venezia, a condizione che venissero investiti in sistemi sperimentali per la gestione del turismo. Invece, come previsto, non è andata così. Di questi 10 all'incirca 2,5 milioni sono stati spesi per creare nuovi approdi per lancioni Gran Turismo, quindi nulla di sperimentale ovviamente, ma soprattutto attirano a Venezia un tipo di turismo di massa che assolutamente per questi anni è stato protagonista purtroppo in negativo della città. Cosa sarebbero stati questi sistemi sperimentali di gestione del turismo? Si poteva investire, cosa che è iniziata poi molto tardi, più soldi per quanto riguarda i cosiddetti contaturisti e quindi la verifica anche dei percorsi che gli stessi turisti effettuano all'interno della città. Questo è un momento particolare, nel senso che il turismo in questo momento è calato, ovviamente è praticamente annullato per via del Covid, e sarebbe stato proprio il momento in realtà per voltare pagina e dire certamente bisogna richiamare un turismo, ma un turismo di qualità a Venezia. Il turista di qualità vive la città, acquista da artigiani e produttori locali. I turisti mordi e fuggi non portano reddito, ma solo costi, ha ricordato la Sambo. Con questa operazione, ribadisce, si è favorito il turismo peggiore e il trasporto privato a scapito di quello pubblico. Sono gravi le condizioni di un 47enne operaio moldavo residente a Pianiga, nel Veneziano e dipendente di una ditta di Campo San Piero, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Vittorio Veneto. L'operaio stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione a un garage di un'abitazione privata quando è scivolato da una scala sbattendo la testa. È stato soccorso dai colleghi che hanno subito lanciato l'allarme al SUEM. Trasferito in elicottero al Cafoncello di Treviso, si trova ricoverato in prognosi riservata. Ora andiamo a Mestre, nel quartiere Piave. I carabinieri hanno scoperto una casa del sesso e della prostituzione cinese. Una donna è stata arrestata. I carabinieri della compagnia di Mestre hanno smantellato l'attività di una casa d'appuntamenti in zona via Piave, via Felisati, e hanno arrestato una 35enne cinese e denunciato in stato di libertà un 42enne connazionale per sfruttamento della prostituzione. L'attività era in piedi dal 2019. La donna è stata ritenuta la sfruttatrice di alcune ragazze cinesi. Ha sconcertato perfino i carabinieri il numero di clienti che la casa era in grado di ospitare, con numeri solamente scalfiti dalle restrizioni dovute all'emergenza epidemiologica. Gli investigatori hanno accertato che nel corso di una giornata si presentavano oltre 25 clienti. E la polizia locale di Venezia ha multato 2 donne in costume da bagno intente a bere alcolici in fondamenta degli Ormesini. Le due, una di 19 anni e l'altra di 29, residenti in provincia di Vicenza e arrivate a Venezia in treno, sono state entrambe sanzionate sul posto con 250 euro per la violazione dell'articolo del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana che vieta la circolazione in città in costume da bagno. A 2 mesi e mezzo dalla chiusura hanno riaperto al pubblico intanto le gallerie dell'Accademia, che ospitano opere dei più importanti pittori veneziani e veneti. Ad accogliere i visitatori anche una straordinaria pala tornata a Venezia dopo oltre un secolo di assenza. Alle riaperte gallerie dell'Accademia da oggi si entra solo con la mascherina, c'è il controllo della temperatura, si sta a 2 metri di distanza dagli altri visitatori. In ogni sala, a seconda della dimensione, è specificato il numero massimo di persone presenti. Non tutti i mali vengono per nuocere. Queste misure fanno diventare la visita alle gallerie quasi un momento privato, in diretto rapporto con la pittura veneta. Questa è la casa della scuola pittorica veneta, una delle più ricche e longeve scuole pittoriche italiane, quindi abbiamo tutto. Qui c'è la casa di Giovanni Bellini, di Carpaccio, di Giorgione, di Sebastiano del Piombo, Tiziano, Veronese, Tintoretto, insomma c'è tutto. Ci sono anche altri artisti, siamo l'unica collezione italiana ad avere Hieronymus Bosch, abbiamo un Memling, abbiamo Piero della Francesca, sono tutte opere che vengono a collezione veneziane. Una opportunità per godersi con calma Bellini, Veronese, Tintoretto, Giorgione, Cima da Conegliano, Tiziano, ma anche Bosch, Piero della Francesca. Visitare le gallerie dell'Accademia vuol dire conoscere la storia di Venezia e del Veneto, quasi un passaggio obbligato. Potremmo definire l'Accademia il museo dei Veneti?
Assolutamente, certamente, è un museo strettamente legato al territorio, un territorio in senso ampio, non solo della città di Venezia ma anche dell'entroterra, perché la gran parte del patrimonio viene appunto da sedi ecclesiastiche o sedi politiche del potere politico di Venezia e del Veneto. Ultimo arrivo nelle gallerie, che sono aperte dal martedì alla domenica, la Palla di Sant'Anna del 1541 di Jacopo da Ponte detto Bassano. Lavoro degli inizi della sua carriera, va a completare la raccolta delle opere pittoriche venete del Cinquecento. Quindi tornate alle gallerie dell'Accademia, vi aspettiamo. Mostra del cinema, il direttore del festival Alberto Barbera è arrivato al Lido per avviare in loco i lavori per la 77esima edizione della Kermesse cinematografica. È questo il segnale forte verso la ripartenza dato dalla Biennale. La Biennale apre la sua casa al Lido per la preparazione della 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà nell'isola dal 2 al 12 settembre. Il direttore Alberto Barbera si è ufficialmente già insediato al Palazzo del Cinema in Lungomare Marconi, insieme al suo team diretto da Angela Savoldi. Un segnale forte, quello dato dalla Biennale, verso la ripartenza dell'intero paese dopo il coronavirus e della volontà di fare la mostra, come ha più volte ribadito anche il governatore Zaia. Barbera e i selezionatori delle varie sezioni proseguiranno in loco la visione dei film, già iniziata alacremente in questi mesi in modalità streaming. Primo test nei luoghi del festival che inevitabilmente subiranno delle modifiche rispetto allo scenario consueto, ma la volontà precisa è quella di confermare la mostra pur in una situazione di chiara emergenza dopo il Covid-19. L'intento di Barbera è anzitutto quello di mantenere intatto il cuore del festival, che verte su due pilastri fondamentali. Il primo è quello di poter presentare al Lido un numero importante e congruo alle attese della Mostra di Venezia di film in anteprima mondiale. Il secondo, preservare il rapporto con la presenza di pubblico nelle sale, che pur dovrà essere contingentato e inferiore rispetto alla normale capienza delle sale. Per una volta il tempo è amico. La speranza è che a settembre il virus faccia meno paura, così l'Italia, grazie alla Mostra di Venezia, potrà dire al mondo di ripartire. Anche chi vive di solidarietà, come la Onlus Team for Children, ha deciso di fare un'importante donazione alla Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza Covid. Un ringraziamento a Chiara Zena e a tutti i ragazzi, a tutti i volontari, a tutti coloro, i medici, insomma a tutti coloro che ci hanno creduto. Chiara Zena e Team for Children, io lo posso dire, sono una dimostrazione che la forza di volontà sposta anche le montagne. Team for Children, la Onlus padovana che da anni è impegnata nel sostegno dei piccoli malati oncologici e delle loro famiglie, ha deciso di donare parte delle donazioni, circa 25.000 euro, alla Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza Covid. Il governatore Luca Zaia mostra orgoglioso l'assegno appena ricevuto, mischiando gioia ed imbarazzo. Ho fatto fatica ad accettare questa somma perché Team for Children vive di donazioni che usano per aiutare tanti ragazzi malati. Questo è il Veneto che non si arrende mai, ha detto Zaia. In questi mesi i volontari di Team for Children hanno elevato al massimo la sicurezza per tutelare i piccoli pazienti oncologici ricoverati all'ospedale di Padova. Abbiamo preferito fare questa donazione per mettere al sicuro tutti i nostri operatori. Com'è la situazione al momento? Noi attualmente purtroppo non possiamo accedere ai bambini, questa per me è una grandissima tristezza, perché io vivo dei bambini, sono nata in quel reparto e attingo da loro tutte le mie energie. Attualmente i bambini sono blindati dentro e con un genitore, solamente un genitore, e devo dire che nel nostro reparto non c'è stato un Covid, né tra i bambini e nemmeno tra gli operatori. Importante questo. Era l'ultimo servizio per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Io vi saluto e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare condizioni meteorologiche stabili, dunque bel tempo sul nostro territorio e clima molto gradevole. Il dettaglio di mercoledì 27 maggio.
Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, non sono attese piogge degne di nota e protagonista della giornata sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi tra i 21 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, vedete un po' dappertutto, anche qui non sono previste precipitazioni. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui prosegue il bel tempo con tanto sole e solo con qualche addensamento sui settori settentrionali della regione, ma senza conseguenze. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.